attimo, ogni ora di questo giorno ho atteso questo momento. Oh, anch'io, amore, ho atteso quest'attimo con ansia, con turbazione. Io attendo ogni secondo di questa sempre lunga attesa con i miei sogni, con i miei sospiri. Sì. Oh, cosa? caro, ma come sei bagnato? Piove, ma la pioggia non è riuscita a fermare, a spengere il mio ardore. Hai ragione, caro. Sì. Vieni qui, togliti il mantello e sediamoci. Qui non trova il sonno al castello questa notte, no? Probabilmente sarà il gatto. Signor! Ma che gatto? Qui qualcuno cercava qualcosa. Lo sento. Vuoi andare, Gregory? Vai, io qui ho da fare. Il signore è sicuro di non aver bisogno di nulla? No, vai, vai! Auguro al signore una felice notte. Vai, Gregory, vai! Senta il filo. L'ho fatta affilare la settimana scorsa. Questo non è un filo affilato per filetto. Non è un filo filato per filetto? Non è un filo affilato per filetto. Ma forse ha ragione. Lo vede? Papà! Oh, papà! Mira mia, che sono queste urla! Elizabeth, dottor Blackstone. Ho fatto più preso che ho potuto e non sono nemmeno riuscita a cambiare. L'ho chiamato io, Laura, e turbato e non stava tanto bene. Infatti. Ferma, cara, ferma, sono un medico, no? Ecco, mi fa un po' senso, per dire la verità, ma a occhi e croci direi che è morto. Centralino, salve, vorrei parlare con il signor Anthony Spring, grazie. Pronto? Ma è di nuovo il misterioso Oriente? Ci deve essere un contatto. No, scusi, guardi, io vorrei parlare con il signor Anthony Spring. Ah, è là anche lui? Anthony? Che cosa ci fai a quest'ora in un posto simile? Eri andato a chiamare il commissario? Sì. Sì, è stato ucciso con un coltello per il filetto, sì! No, ma tu come facevi a saperlo? Te lo ha detto il dottor Blackstone? Quando l'hai visto, scusa? Poco fa, al misterioso Oriente. Che informazione? Sono pronta a collaborare. Mrs. Paper, perché da quanto tempo lei è amministratrice di Casa Kinley? Da quando è iniziata la posizione? Da 35 anni. Oh, e quindi lei è al corrente di tutti gli intrighi dei capitali e degli affari di Casa Kinley? Dottor Black, Sì. il testamento non so dove sia, l'eredità non so come sarà divisa. E se lei pensa di metterci le mani sopra voltandosi a letto, ogni tanto lei e Elisabeth, credo che passerà il resto della sua vita a cercare di capire se il suo grado di stupidità è più o meno alto dei dati delle sue scarpe. Bene, signori, bene. Ora io comincerei. Wilbur? Avete fatto tu cacca? Lady Elizabeth vuole presentare, signori. La baronessina Lorna McKinley, figlia del povero serrato. Legittima. Figlia legittima! Il dottor Blackstone, medico e amico di famiglia. Mrs. Pater Black, amministratrice unica di Casa Kinley. Dunque, delitto all'opera, delitto sull'Oriente Express, delitto al ristorante cinese, invito a cena con delitto. No, in questi essere già stati tutti collocati. Delitto senza movente. Penne all'arrabbiata. Cos'è essere questo? Vite peperoncino? Good. Delitto per strada, delitto sotto doccia, delitto in castello. Allora i miei sospetti essere giusti. Lei Elisabeth e il dottor Preston. Cosa essere bravo due? Avanti con passare tutta aver scoperto il vostro gioco! Parlate! Sì! Sì, sì,
tremare. Noi non volevamo la morte del povero Arthur. No, commissario, noi non volevamo la morte del barone, quel vecchio schifoso bastardo. Scusate, poi non potevamo sentire nessun rumore dalla nostra camera da letto. Oh, commissario, lui aveva la coscienza sporca per averlo tradito. Ma non siamo assassini.